Anita Campardo, giovane presidente della Proloco di Refrontolo. Siete arrivati alla 55esima edizione della Mostra dei Vini. Che sensazione è quella di aver tagliato questo traguardo di anniversario e come Proloco come state lavorando? È un traguardo questo sicuramente molto importante, infatti ne stavo discutendo giusto prima. Negli anni scorsi non abbiamo avuto l'ansia e l'agitazione da prestazione, invece quest'anno, complice il fatto magari dell'anniversario importante, delle tante attività che abbiamo messo in programma con l'obiettivo appunto di alzare sempre l'asticella, abbiamo quel pizzico di agitazione e di ansia che diciamo ci ha portato nei giorni scorsi ad avere un po' delle giornate più frenetiche rispetto al solito. 55 anni sono sicuramente importanti, magari non è un anniversario che tutti decidono di festeggiare perché magari dicono ormai aspetta il 60 oppure anniversari magari più consistenti, però noi ci siamo fermati un attimo, abbiamo pensato tutto quello che è stato fatto nel passato e tutto quello che vorremmo portare avanti negli anni futuri, e quindi era giusto festeggiarli questi 55 anni per tutti quelli che hanno lavorato negli anni scorsi e che lavoreranno quest'anno. Fermarsi e festeggiare, diciamo, è il nostro motto e cercheremo di festeggiare per tutto il periodo di questa mostra. C'è un augurio che fai a te stessa come presidente e a tutto il tuo gruppo di lavoro? Beh, il mio gruppo di lavoro, al di là di magari queste piccole ansie che abbiamo, e agitazioni che abbiamo avuto in questi giorni, li vedo molto tranquilli e molto carichi, diciamo. Loro sono ancora più giovani di me, quindi vivono tutto con quella spensieratezza che certe volte vorrei avere anch'io, che mi faccio prendere dal panico, e quindi il mio augurio per me stessa è quella di vivere questa mostra con la spensieratezza che merita, e di tutto il gruppo di mantenere il loro entusiasmo che ci permette di creare questa bellissima iniziativa.